Penultima piegata affrontata al comando da Khabib Amurru con 2 di vantaggio nei confronti di Budullau, che mantiene la seconda posizione. In terza è Adairiu, in quest'ordine ci prova Picinus per Budullau nei confronti di Khabib Amurru, che ormai sembra involarsi verso la piegata conclusiva. Khabib Amurru con 3 di vantaggio, allunga ancora Khabib Amurru con Francesco Caria su Costelinu. Piegata conclusiva, ingresso in retta, non mutano le posizioni dove il battistrada è facile per Khabib Amurru. Frusta alzata per gli ultimi 100 metri dove al secondo posto risale dedica questa vittoria. La dedico a tutti gli amici, a tutta la Sardegna, a tutte le persone che mi vogliono bene, ai proprietari che mi danno la fiducia di montare questo cavallo da corsa vero. La contrada che ha vinto è la contrada di Khabib Amurru, a cui vanno i miei complimenti. Un complimento però in generale a tutte le contrade, a tutte le carrelle, a tutti i partecipanti, perché senza Rioni questa festa non esisterebbe. Quindi complimenti a tutti e complimenti ai vincitori. Ha vinto a Fondi e vince qua, una grande soddisfazione. Sì, soddisfazione, è un cavallo importante, l'ha dimostrato anche oggi, un cavallo di qualità che si è anche adattato alla pista, ai pari, canapo, pelo eccetera. Siamo contenti, abbiamo azzeccato l'acquisto e festeggiamo ancora. Senti, ti lascio rimarcare la preparazione a puntino dell'allenatore. Sì, l'ho detto anche a Fondi, è stato preparato a puntino da Francesco, non ha preso condizione, anzi sinceramente parlando oggi è ancora più bello di Fondi, più in condizione il cavallo, più muscolatura, più condizione la corsa, quindi in merito a Francesco. Sì, che ha mantenuto poi la stessa condizione di Dofera. Che non è facile mantenere la stessa condizione, anzi secondo me è anche migliorato come condizione, però sai nei cavalli, come ti ho detto anche in altre interviste, ci vuole anche fortuna. E noi ce l'abbiamo e grazie a Dio ne abbiamo vinto 2 su 2 e vedremo la prossima, non facciamo un po' rabbia ancora, festeggiamo anche questo dopo fine. Una grande soddisfazione vincere qua a Bono. Vincere in casa è sempre soddisfazione, poi per una carriera come questa che voglio ricordare 2 persone che sono venute a mancare nella carriera di Khabib Amurru, che sono Michele Bulla e Giuseppe Tanda, che sono mancati prematuramente, 2 attivisti del Vario, 2 persone molto, non perché sono decedute, come se molto in grado, persone, bravissime persone, che purtroppo la vita non sono state fortunate con la vita. E lo voglio ricordare, e questa è l'occasione adatta per ricordarli. E per dedicargli anche la vittoria. Certo, dedicata a loro al 100%. Complimenti Gaetano e in bocca al lupo per il futuro. Grazie Bruno, ciao. Gianfranco Manconi, rappresentanza della contrada Khabib Amurru, non so se l'ho detta giusta. Sì, perfetto. Una grande accoppiata, quella di Francesco Caria e Costelinu, che si è ripetuta dopo Fondi, eravate fiduciosi? Sì, sicuramente era un bel cavallo, anche il fantino molto in gamba. Eravamo quasi sicuri di vincere, poi il quasi è sparito e abbiamo avuto la vittoria nelle mani. Una grande galoppata, vincente, non c'è stato mai nessun dubbio, ha controllato, poi quando ha mosso al secondo giro è andato via. Sì, infatti aveva la corsa in mano, si vedeva che stava trattenendo il cavallo, al secondo giro ha lasciato tutto e era un super cavallo diventato. Sì, super fantino. Super e fantino. anche il super fantino, giustamente. Quale è Francesco Caria che non impariamo oggi a conoscere? Certo. Ci sono delle dediche da fare, ringraziamenti? Ma dobbiamo ringraziare il Presidente che ci ha permesso di fare anche quest'anno la nostra festa in amicizia, e poi vorremmo ringraziare anche tutte le persone che hanno partecipato e ci hanno aiutato a seguire questa lunga tradizione che ormai va avanti da anni. Vi faccio i complimenti per la vittoria e viva il Palio di Bono e ci vediamo nel 2023. Grazie. Tutto regolare, la mossa è anche un'emozione, sicché è stato un momento particolare anche per il vostro pubblico. Devo congratularmi con il comune, con l'Ippica Bono, che sta crescendo e tutti gli anni sto vedendo più pubblico, cavalli sempre migliori, fantini di altissimo livello, sicché brava la Sardegna e brava Bono. Diciamo che è più facile con il Mossiere, ma anche loro sono molto più bravi, sicché giustamente tutti provano a partire davanti, sicché anche il Mossiere deve stare molto più attento. È la mia terza partecipazione, spero ce ne siano tante altre perché sto benissimo, mi trovo bene, la Sardegna
è la terra dei pali, sicché non c'è quale meglio onore che venire qua in Sardegna a far divertire e a divertirsi. Non è mai facile ricoprire il ruolo di mosciere, soprattutto poi quando non ci sono polemiche, vuol dire che siete stati bravi, quindi ti faccio un grosso in bocca al lupo per il futuro e complimenti. Grazie e in bocca al lupo al Pale di Bono.